abbiamo una grossa crescita nel maschile, cosa inaspettata. Siamo riusciti addirittura a fare 2 squadre di Under 13. Bene anche l'Under 14 e l'Under 16 che viene fatta in collaborazione con il Mestrino. Bene anche questa prima squadra che è partita decisamente bene, con 4 vittorie. Poi sabato scorso siamo andati a Mestre e io sono convinto che abbiamo avuto una sconfitta salutare, perché anche le sconfitte servono e dalle sconfitte si devono trarre i giusti auspici per un successo successivo. Bene anche il femminile, partito con grandi numeri anche il settore femminile. Speriamo di poter portare a termine una stagione ricca di successi e di soddisfazioni. I locali del Vergati Sarmeola in divisa bianco-blu nel primo set alla vostra destra, guidati da Leandro Falcini e Matteo Bivi, schierano Andrea Sartori alzatore, Emilio Maniero opposto, il capitano Fabio Canella e Giovanni Bertelle schiacciatori, Giacomo Friso e Alberto Frizzarin centrali, Damiano Migliorini libero. Gli ospiti del Sire Tessile Montebelluna in maglia bianca, allenati da Renato Barbon e Sergio Tizian, giocano col capitano Francesco Venturi alzatore, Federico Fardin opposto, Ermanno Bedin e Aronne Dainese schiacciatori, Matteo Tomasi e Leonardo Venturin centrali, Mattia Novello libero. I primi 2 punti sono degli ospiti, aggressivi in battuta, ma il Vergati Sarmeola risponde con Maniero, Friso e Bertelle. Fa il break andando alla prima pausa tecnica avanti sull'8-5. I trevigiani forzano il servizio e colpiscono a muro rientrando sul 10 pari. I micidiali contrattacchi dell'opposto Fardin proiettano il Montebelluna sul 18-15. I locali, spinti da Canella, Bertelle e dal centrale Friso, azzerano il gap sul 20 pari. Segue un'intensa fase di punto a punto, il Vergati annulla 2 set point agli ospiti, Canella mette giù il contrattacco del 26-25, ma Fardin ristabilisce subito la parità. I padovani sciupano una seconda palla set, poi infilano 2 attacchi errati, l'ultimo dei quali con Bertelle, consegnando il primo parziale al Montebelluna. Buona ripartenza dei locali, avanti sul 3-0, ma la ficcante battuta di Dainese e 2 muri vincenti consecutivi su Bertelle rilanciano gli ospiti che passano a condurre sul 5-3. Sostenuti da un muro imperforabile dai micidiali attacchi dell'opposto Fardin, i trevigiani allungano sul 12-6. Coach Falcini fa entrare Marco Rampazzo al posto di Maniero, quindi Alberto Trevisan per Canella, ma i cambi si rivelano infruttuosi. La solida ricezione agevola l'alzatore Venturi, che distribuisce bene il gioco smarcando i propri attaccanti. Favoriti dai ripetuti errori in battuta dei padovani, gli ospiti gestiscono senza problemi il vantaggio, portandosi sul 23-18 grazie all'incontenibile Fardin. Il Vergati riesce ad annullare 3 palle set, ma poi il servizio out di Bertelle vanifica ogni sforzo, regalando al Montebelluna il punto del 25-22 e la seconda frazione. Leandro Falcini modifica l'assetto tattico, Rampazzo e Bertelle giocano in banda mentre Canella viene impiegato come opposto. L'avvio del terzo set vede i padovani in chiara difficoltà, la ricezione balbetta, Friso e Canella sono fermati dal muro trevigiano. Gli ospiti guadagnano 3 punti di vantaggio che mantengono fino al primo timeout tecnico, quando il Sarmeola cambia libero con Alberto Trevisan subentrante a Damiano Migliorini. I locali accelerano e colpiscono con Bertelle, Friso e con l'ace di Andrea Sartori, dotato di un'ottima battuta, impattando sul 9-9. Il Montebelluna tuttavia riprende a martellare con lo strepitoso Federico Fardin. La prima linea del Vergati perde colpi, favorendo il nuovo allungo dei trevigiani sul 14-11. Emilio Maniero sostituisce Capitan Canella. Bertelle tiene vivo l'attacco padovano, il Vergati resta agganciato agli ospiti che conservano 1-2 punti di vantaggio, non riuscendo però a fare il break decisivo, per poi subire la rimonta dei ragazzi di Falcini che rientrano sul 21 pari. Il Vergati Sarmeola è un fiume in piena, Bertelle e Friso murano Fardin, lo stesso Bertelle piazza un servizio vincente lanciando sul 23-21 i padroni di casa, che poi trovano il guizzo risolutivo conquistando il terzo set per 25-22 in virtù della doppia fischiata a Venturi. Col giovane Rampazzo confermato al posto di Canella, i locali ripartono a 1000 portandosi avanti sul 4-0 con 2 muri vincenti su Fardin e Tomasi. Gli ospiti si fanno sotto sul 4-3, il Vergati spinto da Rampazzo riallunga sul 6-3, ma poi è ripreso dai trevigiani sull'8 pari. Dopo una breve fase di punto a punto il Sarmeola fa il break portandosi sul 14-10 grazie al buon lavoro del sistema muro difesa e alle positive conclusioni di Friso e Maniero. Gli ospiti replicano con Bedin e col muro vincente su Maniero avvicinandosi sul 14-12, ma il Vergati resiste, mura più volte Fardin e colpisce in contrattacco con l'ottimo Rampazzo volando sul 20-13.
I trevigiani dimezzano il gap sul 20-17, i locali però marcano punti con Frizzarin e Bertelle. Gli ospiti si avvicinano ancora sul 22-20, ma le loro speranze si infrangono contro il muro padovano. Poi l'ultimo attacco dell'ispirato Bertelle chiude il quarto set sul 25-21 per il Vergati. Il tiebreak inizia in salita per i locali, col Montebelluna avanti sul 3-1 grazie al muro vincente di Tomasi su Maniero, ma Rampazzo avvia il contro-break del Vergati, che mura e contrattacca appunto superando gli ospiti sul 5-3. Coach Barbon fa entrare Andrea Puppin per l'affaticato Fardin. I trevigiani reagiscono impattando sul 5-5, il neoentrato Puppin scalda subito il braccio e gli ospiti, agevolati da 2 battute errate del Sarmeola, vanno al cambio di campo avanti di una lunghezza. Giovanni Bertelle è una garanzia in attacco, ma i padovani sbagliano troppo in battuta e ricevono male, favorendo l'allungo dei trevigiani sul 10-8. Bertelle fa il cambio palla, Friso si esalta murando 2 attacchi avversari e il Vergati torna avanti sul 12-10, ma un altro servizio errato e il contrattacco vincente di Puppin ristabiliscono l'equilibrio, 12 pari. Finale al cardiopalma, Emilio Maniero mette giù un pallone importante, gli ospiti non si capiscono regalando il 14° punto ai locali, che però sbagliano l'ennesima battuta, 14-13. Il grave errore è subito ricambiato da Dainese, che affonda la palla in rete facendo esplodere di gioia atleti, panchine e pubblico del Vergati Sarmeola. Purtroppo è stata una partita da 2 volti, siamo partiti benissimo, siamo venuti qua nella casa della capolista, forse anche un po' poco fiduciosi perché sapevamo che loro erano una squadra molto più completa di noi, molto forti. Siamo partiti alla grande, i primi 2 set, l'opposto, Fardin, i centrali ma anche le bande, siamo stati veramente completi e li abbiamo messi in grandissima difficoltà. Poi però purtroppo dal terzo set qualcosa è cambiato il nostro atteggiamento, siamo stati un po' remissivi, abbiamo subito, forse loro sono usciti proprio in quel momento, sono riusciti a far vedere un po' di differenza tecnica che c'era e la partita è girata male, va bene, però alla fine per noi è un punto guadagnato, noi siamo qui per salvarci e siamo molto contenti e penso che comunque abbiamo fatto vedere che in questo campionato ci possiamo stare. E per qualsiasi squadra sarà dura comunque venire a giocare sia da noi e anche affrontarci fuori casa. Noi facciamo tanti 3-2 perché ci manca un picchiatore, non è che ci voglia molto a capirlo, ci manca un vero e sano picchiatore, quindi dobbiamo tutti quanti portare qualche mattoncino per dare la palla in maniera decente al nostro palleggiatore. Questo è quanto. Ci divertiamo molto, sappiamo che su ogni campo ci si va soprattutto per divertirci e tutto quello che portiamo a casa, in più soprattutto tipo oggi, a noi va benissimo. È anche un grande rammarico nel caso di oggi che sul 2-0 e sul terzo set che si giocava punto su punto non essere stati capaci di essere cinici e spietati. Però ripeto, ci manca un martello pesante e lo si vede. Partita difficile, partita lunga, ma per fortuna chiusa a favore nostro. Nei primi 2 set abbiamo subito un po' in ricezione, un po' il loro atteggiamento più vincente, ma per fortuna dal terzo ci siamo ripresi. Abbiamo iniziato a giocare come sappiamo, con l'atteggiamento giusto, con l'atteggiamento di una squadra che vuole portare a casa il risultato e per arrivare a pareggiare sul 2 pari e iniziare il quinto set con voglia di vincere, carattere e alla fine l'abbiamo spuntata. Ci abbiamo messo quel pizzico di cattiveria e convinzione in più che è servito per chiuderla a nostro favore. La partita l'abbiamo girata con le riserve, con la panchina, da noi si chiama il campo B. Il campo B è entrato e ha giocato in una maniera eccezionale e abbiamo dimostrato che molti dicono che siamo una squadra senza cambi, senza panchina lunga, abbiamo solo 7 titolari, stasera abbiamo fatto vedere che ne abbiamo 12 di titolari perché hanno giocato tutti e tutti hanno fatto vedere che sono all'altezza dei titolari. Questa è una soddisfazione personale perché ho la nomea di quello che cambia pochissimo e io ribadisco sempre che cambio se serve, se la partita non sta andando bene cerco di modificare la partita. Questa sera ho dato la prova lampante di questa mia tattica di gioco, se le cose non vanno si deve cercare di modificare e ci siamo riusciti veramente con l'ingresso di queste riserve che hanno anche meravigliato un po' noi perché hanno reso veramente un po' sopra le righe. Quest'anno, pur essendo un anno di crisi, la nostra azienda ha continuato a sponsorizzare la pallavolo perché crede nello sport come momento di aggregazione e di insegnamento e pur essendoci questa crisi ha puntato su una squadra giovane che darà molte soddisfazioni. È stato un grande spettacolo questa sera, una partita molto difficile, qui siamo riusciti a cambiare
il punteggio, da 2-0 siamo arrivati momentaneamente al 2-2 e poi per il 3-2, e credo che sarà un anno ricco di soddisfazioni per la nostra squadra di pallavolo, ma anche per la nostra società, che prossimamente cambierà sede, andrà in una sede nuova a Mestrino su un'area coperta di oltre 7.000 metri quadri, perché noi alla crisi rispondiamo con innovazione e con nuove idee.